Io mi aspetto che oggi una delle comunità islamiche della regione Friuli Venezia Giulia condanni senza se e senza ma questo atto terroristico che è stato fatto in nome di Allah. Mi aspetto che qualcuno lo faccia. Se non dovessero farlo, è chiaro che il livello di diffidenza da parte nostra tende a salire. E questa è la premessa per dire: riusciremo attraverso la mozione che è stata depositata a creare un tavolo con le comunità islamiche, con i rappresentanti? È complicato, sono convinto che sia complicato, in cui si cerchi una conoscenza reciproca, ma che va nella direzione di comprendere fino in fondo se quelle comunità islamiche vogliono mettere all'angolo, vogliono far emergere quelli che sono tutti i comportamenti deviati di qualcuno che professa la loro stessa religione. Riconosco la bontà di questa iniziativa, nel senso che quello che dobbiamo fare è cercare un dialogo, cercare un confronto anche proprio sui temi della convivenza, no? Il rischio è che si usino questi fatti gravissimi, ripeto, per poi giustificare un approccio all'immigrazione che non può essere condizionato solo da questi fatti, no? Che fine fa quella mozione? Al centrodestra a qualcuno potrebbe non piacere questa cosa. Al centrodestra qualcuno potrebbe non piacere o potrebbe interpretarla come una sorta di lassismo, sì, certo, che in realtà non è. Che in realtà non è. Allora, lo ripeto, se dobbiamo sempre... Faremo una convergenza al centro. Sì, massificare, esatto. Se dobbiamo sempre massificare tutto nel io parlo solo in un determinato modo perché voglio avere un riscontro elettorale, mi dispiace, io lo dico apertamente, non me ne frega niente.